Dunque siamo in vasca con la terza batteria, la prima delle due teste di serie, quella con secondo, quarto, sesto e così via tempi di iscrizione. Siamo alla virata dei 100 metri con Davide Bizzotto in 5, Giovanni Coan in terza corsia, 57-43, passaggio per Bizzotto dopo 4 vasche di gara. Giovanni Coan in corsia 3 classe 96, già medagliato in carriera ai giovanili, nei misti e nelle lunghe distanze dello stile libero, siccome Gabi Scantamburlo in corsia 4, anche lui specialista delle lunghe distanze dello stile libero. E dunque presentiamo la quarta e ultima batteria, pronta alla partenza, in 1 Alessio Simeonato, in 2 Lorenzo Rodella, in terza corsia lo ritroviamo il campione italiano giovanile di categoria della farfalla, ma anche medagliato nello stile libero e già nazionale degli azzurrini, Alessio Gerardini Antares. Metterà in corsia centrale numero 4 i colori del lotto di nuoto 74, titoli giovanili in carriera per lui nella farfalla e nello stile libero e già nazionale giovanile categoria ragazzi e junior, Mattia Zuini. In corsia 5 Matteo Marcat Igros, in sesta corsia anche per lui nazionale degli azzurrini, specialista del dorso e dello stile libero veloce, Manuel Frigo. In 7 Federico Mestroni, in 8 Edoardo Bolzonella. Intanto Leonardo Fabretti 1.59.18, suo passaggio a metà gara, siamo già ai 250 metri. Davide Bizzotto ritorna in prima posizione con 30.84, Leonardo Fabretti 31.07, Giovanni Coan 31.08, attenzione anche a Gabi Scantamburlo in corsia centrale, 30.06 per lui questo quarto 50, si rifà sotto e si avvicina alle prime posizioni. Primi 4 atleti racchiusi in 30 centesimi, il miglior parziale tra i 4 è quello di Scantamburlo, ancora al di sotto dei 31, unico atleta al di sotto dei 31, 30,50 in questa frazione. Atleti racchiusi in pochi centesimi, l'accesso alla finale potrebbe davvero decidersi per pochi centesimi, così come è stato nella gara femminile. Prova a fare la differenza in questa parte di gara Giovanni Coan, 29.05 per lui, allunga nei confronti degli avversari con Fabretti e Bizzotto secondo e terzo e Scantamburlo ritorna sopra il 31, 31 e 22. Bizzotto e Fabretti invece sotto i 31 in precedenza, vediamo la situazione all'arrivo con Giovanni Coan 4.00 e 0.5 per lui, Bizzotto 4.1.95, Fabretti 1.98, dovrebbe essere certa la finale per i primi 3 atleti e bisognerà vedere il tempo di Scantamburlo 4.3.60 se sarà sufficiente. Dunque ci siamo.